Pronti? 1, 2, 3. È buono questa volta il segnale, c'è la rottura di Degas del Ronco e al comando si porta Evita Peron, attaccata al largo da Emily SSG. Ha sbagliato anche numero Canadian 8 Wise. Canadias Wise squalificato. E quindi sulla piegata c'è l'attacco deciso da parte di Eubuleo che in 350 metri sfila su Evita Peron. Numero 7 Bella Meisan squalificato. Posizione per Elert Ama, all'esterno vediamo invece Emily SSG che è rimasta scoperta all'esterno, più indietro c'è Zero Gravity lungo la corda. Tanto c'è l'attacco deciso dopo 800 metri di gara. In 59,2 Degas del Ronco che è passato al comando numero dopo 10, l'incertezza Buleo, iniziale. squalificato. Sbaglia Ambio. invece Buleo che prima prende l'ambio poi galoppa proprio e intanto il chilometro se ne va in 1,15,2 con Degas del Ronco che è sfilato al comando dopo una incertezza iniziale. Ora guida nei confronti di Evita Peron, all'esterno c'è la progressione di Dandy de Godrel, mentre in terza ruota si avventura Cabas, terza ruota per Cabas che prova a superare Emily SSG. Intanto in vantaggio Degas del Ronco quando siamo a 600 dalla conclusione. Interviene Dandy de Godrel che lo appariglia a 500 dall'arrivo. Dandy de Godrel viene con passo superiore e supera 400 dall'arrivo. Degas del Ronco ma deve vedersela con Cabas che va al suo esterno ed ora è lui ad attaccare con estrema decisione per avvantaggiarsi a 250 dall'arrivo. Cabas lascia sul posto Dandy de Godrel e si allontana, prende subito un paio di lunghezze, entra nettamente in testa addirittura d'arrivo e tende ad ampliare il vantaggio. Finale con Cabas che viene a concludere isolato in avanti. Cabas che ritorna così alla vittoria. Dandy de Godrel può essere secondo. Per il terzo sono in lotta Elert Ama e Evita Peron. Poi per il quinto andiamo a rivedere le immagini, ma la vittoria è nettissima per Cabas che ritorna così al successo con Gennaro Amitrano in sediolo, perfetto nella scelta dei tempi. Andiamo a rivedere le battute conclusive di questo allievo di Mattia Orlando della scuderia Santese. Il secondo posto per Dandy de Godrel, per il terzo forse Elert Ama riesce a precedere Evita Peron, quarto posto per Verdon WVF, quinto posto scusate. Questo dovrebbe essere l'arrivo, quindi aspettiamo naturalmente la eventuale foto per il terzo posto, ma forse Elert Ama precede Evita Peron sul palo, rivediamolo ancora una volta. (14, 13, 2, 4, 6). Questo dovrebbe essere l'arrivo ancora naturalmente in via ufficiosa con il successo netto per Cabas, Gennaro Amitrano, Mattia Orlando, scuderia Santese.